Rifacciamo. Accendino. Più frequenti. Vai. Landini magari se poi alla fine morista diesel. Basta con sto pensare a spegnere l'accendino. Che de fuoco che ne muovo abbastanza. Dovrebbe essere lambita dal rosso. Ok. Senti. Senti ancora l'odore. Ma l'odore di che? Di bruciato. Ah beh, no. La finestra le sera... Noi abbiamo messo in piedi in 10-11 giorni questi 3 episodi teatrali che raccontano il Veneto di oggi. Raccontano il Veneto di oggi nel senso che si staccano in maniera vistosa dalla drammaturgia tradizionale di Goldoni, Ruzzante e poi degli altri autori a cavallo tra 8 e 900. Perché qui si parla molto di scrittura, che è importante, certo, di questo discorso del padovano, del veneziano, del veronese, però che la cosa più importante che avviene qui dentro e che avverrà anche la terza settimana a Piove di Sacco è proprio il lavoro che viene fatto a livello attoriale. E questo lavoro attoriale è un lavoro che viene fatto raramente nelle accademie, in un tempo così ristretto. Vabbè, il senso di questo master penso sia stato quello di coniugare insieme recitazione teatrale e recitazione cinematografica. A me ripetevo continuamente, ma non è mia, mica mi sta capitando sta storia. Ma lei è un altro, sta brutta roba, mi non c'entro. Anche se si può dire che uno la dedica la vita a qualcosa, a me sta roba qua. È l'azienda. No, dedicare, dir poco, io l'ho fatta sta azienda. Come si fa un fiore. Partoria. Elia Kazan diceva questo: quando un testo è letterario e le parole sono scritte da un poeta, è difficile renderlo quotidiano e accettabile per un pubblico. Ed è lì che sta la bravura dell'attore, di far diventare drammaturgico un testo strettamente letterario. 3 ore piene, senza mai fermarci. 3 ore piene, vere, di lavoro. Grazie. Lo sa con cosa mi pago mi? Con gli appoggi che mi viene dalla provincia, dal comune, qua. Capito? E non impallarlo così. Certo, certo. La provincia, il comune, cioè devi essere... Lo sa con cosa che vi pago. Mi ve pago con gli appoggi che mi viene dal comune e dalla provincia. E se siamo ancora aperti, lei perché mi ha fatto qualche favore profumatamente ripagato. E allora? Allora se ella la pensa così, ma cosa gala da lamentarsi della mafia? Non è mafia anche questa? L'ambientazione è in una stazione ferroviaria, in un aeroporto e in un scantinato underground di una fabbrica del nord-est. E quindi sono non luoghi, cioè luoghi privi di identità, e questo fa da contrasto invece con personaggi fortemente caratterizzati. Si rimane aperti e si paga. Cosa? Una cifra giusta. No, come? Cioè pagare va bene, ma non è che mi pare una soluzione. Su, Presidente, non faccia finta di non capire, no? Si paga il giusto. Ma cosa? Ma mi faccia capire? Cioè, lui mi sta dicendo, cioè scusi, lui mi consiglia... No. Consiglia non è la parola giusta. Io
glielo ordini. Presentano tutti un Veneto in difficoltà, cioè una società in crisi di trasformazione vera, epocale. Io non mi sarò in corto della mafia, ma mi sono bene in corto della crisi. La crisi va oltre della mafia, oltre di tutto. Quella la te castiga, bianco, nero, rosso o giallo che te sei. Se no mi perde il lavoro, le finio. E vieni a dirmelo a me. Sì, perché mi pare che la se lo gabbia te smette E gara. cosa ho da fare secondo lui? Resista, Bortolami, resista. Parci resista, Davino. È una cosa dominante che è la paura del padre, la paura dello Stato, la paura della mafia. Sapevi ben, manca a voi altri come che Polnara a finire, era? Debiti, riconversione e fuori dai coglioni tutti, giusto? Beh, è lo scotto da pagare. Il costo del lavoro è troppo alto. Questa è una seduta di psicanalisi e quindi si apre l'inconscio. Queste cose che tu dici sono nuove anche per te. È come se si esercesse una voragine. Ho pensato che mi da sempre ho avuto paura di io. Fin quando il baruffava con la mamma. Fin quando che tornava a casa di corsa. Pronta a menarmi. Qui noi ci troviamo di fronte a un veneziano contemporaneo, che è totalmente diverso dal veneziano di Goldoni, dal veneziano rinascimentale e anche ottocentesco, e questa è la prova che il dialetto è in continuo divenire. Sono venuto qua per sta foto. La ho trovata in un cassetto in camera della mamma. Ero andato a cercare un rasoio da portare a papà in ospedale e si appoggia su le tue spalle. Guardando che a foto mi è apparso di ricordarmi di quel pomeriggio di 30 anni fa. Di ricordarmi che ti piangevi. Mi è apparso di ricordarmi che avevo da calmarti. C'erano dei registi tipo Orazio Costa, che insegnava all'Accademia Silvio D'Amico, che quando non riusciva ad ottenere delle intonazioni credibili delle battute, esortava l'attore a ripetere la battuta in dialetto, in modo da catturare l'interiorità vera, diciamo credibile, quella verità utile a comunicare al pubblico. E da quando siamo piccoli che avevamo paura. Non ti hai mai pensato a quando sei scommissiata sta paura? Da quando? Mio so da quando. Ci arrivi alle pensioni come soldi che arrivano. Via. Uno. Rapido. Due. Via. Tre. Ok. Ma soprattutto sono curiosa di vedere, di sentire la reazione del pubblico, perché sarà molto numeroso questo pubblico e quindi la mia curiosità è quella, non sul fatto personale, che so che il lavoro è molto interessante ed è fatto molto molto bene. Sto freddo, sta staffa che sai che ti entra in te gli ossi. Fa fastidio. Guarda che piove. Che c'è tanta piova qua. Sì, però un fiato di piova andava anche bene perché costava così. Un po' di acqua che sta anche bene, più che altro per nettare l'aria, per cavare un po' di staffa. Mai avuta tutta staffa, sta umidità di sta stagione. Guarda come che avvienza! Che mancava anche la piova. Oddio, poca di acqua che stava anche bene.
che altro per nettare l'aria, per cavare via un fiato d'acqua. L'unica differenza tra qui che ciappa il treno e chi che non ciappa, anzitutto nel modo di vedere il mosaico. Qui che monta sul treno e parte, è come se guardasse il mosaico da distante. E lui che fa caso se così di busi, perché l'insieme gli dà stesso l'idea di qualcosa di completo. Sono le tue radici che ti hanno impedito di partire, quindi qualche volta puoi dialogare anche con la valigia. L'avevi fatto spontaneamente tu? Quando che manca un niente che il treno parta, che te alzi, ti assoi su e te vai al tuo binario. E prima di montare, ti apposi su, davanti alla porta del treno. E te monti.